Ciao, benvenuta e benvenuto a questa nuova puntata di Curiosità Siciliane. Sigla! Se non l'hai ancora fatto, iscriviti nel nostro canale YouTube e in tutti gli altri canali social. Siamo da poco tornati dalla Città del Vaticano, l'unico stato con monarchia assoluta presente sulla faccia della Terra. La chiesa è diversa rispetto alle sue origini e pensate, tra una cupola e l'altra abbiamo scoperto una curiosità siciliana molto particolare. Papi della storia della Città del Vaticano siciliani sono stati ben 5. Il primo fu Sant'Agatone 678-681, il papa più longevo della storia della chiesa, con i suoi 103 anni. Pensate, un ruolo molto importante il suo perché gestì i rapporti con l'imperatore Costantino e grazie alla sua dialettica riuscì a risolvere una delle questioni teologiche fortemente presenti in quel periodo, cercando di ritardare lo scisma della chiesa. Altro papa fu San Leone II 682-683, un papa che introdusse due importanti rivoluzioni durante l'Eucaristia, scambio di pace dei fedeli e la benedizione dei fedeli. Altro papa fu Conone, Papa Conone 686-687, una elezione fortemente contrastata dall'esercito, ma successivamente grazie ad un accordo tra il clero e l'esercito venne eletto. Anche se poche settimane dopo la sua elezione si ammalò gravemente e passò praticamente il resto dei suoi giorni a letto. Altro papa fu San Sergio I 687-701, un papa che introdusse l'obbligo, o quantomeno la volontà, che tutti i papi fossero seppelliti in San Pietro. Altro papa di origine siciliana fu San Stefano III 768-772, un papa molto importante nella guerra contro i Longobardi, infatti sostenne e appoggiò le politiche di Carlo Magno. Anche un sesto papa sarebbe potuto essere siciliano. Pensate, siamo nel 1903 e da poche ore viene annunciata la morte di Papa Leone XIII. Successivamente venne organizzato il conclave e durante il conclave girava voce che l'elezione del nuovo papa sarebbe andata su un nome, il cardinale Mariano Rampollo del Tindaro di Palermo, già segretario di Stato e precedentemente ministro degli esteri da Città di Vaticano. Un uomo da una grande cultura e da una grande conoscenza di lingue, strategie e segreti della Chiesa interna e nel mondo. Purtroppo le sue idee filofrancesi contrastavano con quelle dell'imperatore austro-ungarico, il quale quest'ultimo, grazie ad un cavillo burocratico, evitò che il cardinale diventasse papa. Questa e tante altre curiosità potete scoprirla sul nostro canale e iscrivetevi e con una piccola donazione potete ricevere la borraccia e il portapranzo ufficiale di Rubrica Sicilia. Per questa volta è tutto, la messa è finita, andate in pace!